Ma che stai facendo? Sto preparando le lumache che sono state precedentemente pulite e sbollentate. Le lumache sono state precedentemente trattate con un procedimento di purificazione, nel senso che essendo state raccolte da terreni che potevano essere di diversa origine e non sapendo cosa avessero già mangiato, come si fossero già alimentate, sono state nutrite da noi esseri umani con dei cereali, prevalentemente sono farina e pasta. Una dieta mediterranea. Una dieta delle mediterranea. lumache. Dopodiché sono state sbollentate Sbollentate per quanto? in acqua bollente, ma una decina di minuti può bastare. E dopodiché sono state fatte raffreddare e conservate anche con un processo di congelamento per riservarci la loro cottura in tanti modi. Quindi queste sono tutte congelate allora? Sì, sono già congelate. E queste come le cucini? Il procedimento che abbiamo scelto oggi pomeriggio è quello di farle gratinate, nel senso che saranno trattate con un impasto di pane fresco grattugiato, condito, e poi possono essere o passate in padella o a forno. Noi, per essere più saporite, preferiamo passarle in padella con un piccolo fetto di olio. Perfetto. La mangia solo tortellino. Mamma, ma tu le lumache le sai cucinare? Certo che le so cucinare. Ah, quindi adesso aiuti Anna. La vedo pure, certo che la vedo. Va bene, grazie. Ma lei non ha bisogno di essere veduta da me, perché è molto più brava. Ah, più brava, va bene, grazie. Una cosa importante da precisare è che la ricetta che ci attingiamo a preparare per la cena mi è stata insegnata dalla mia mamma. Ah, allora le sai fare per davvero? Certo che so fare pure. Mettiamo in una terrina il pane fresco macinato, due perché sono belli abbondanti, due. Ora aromatizziamo questo pangrattato con dell'aglio poco, 2 spicchi bastano. Adesso tritiamo il pomodoro essiccato. Questo è sott'olio, ma può essere anche un pomodoro essiccato senza essere stato immerso nell'olio. Ci mettiamo un altro, un pochino. Una di plastica. Perfetto, già e la porti. E portalo qua che poi lo prendiamo. E prendi anche la scatola del formaggio, mamma. Stiamo tritando l'aglio, il pomodoro, che aggiungeremo al nostro pangrattato fresco. A posto. Prima di aggiungere il nostro trito di pomodoro e aglio al composto di pangrattato, lo passeremo un po' in padella. E ci metti dell'olio? Certo, con dell'olio d'oliva. Va bene. E mammina, prendi io ho le mani sporche. Mi dispiace farti abbassare, mamma. Questa già mi devi prendere la padella. Forse è piccola, aspetta, guarda, quella di sotto più grande, prendi il padellone, quello di sotto sotto. Ce la fai, mamma? Se non me la vuole mai la prendo io. Questa, bravissima. E ci metti dell'olio, mamma. Che grande collaboratrice che ho. È moscia. Adesso soffriggiamo leggermente l'aglio e il pomodoro essiccato in olio d'oliva. Nel frattempo aggiungiamo del prezzemolo già tritato al composto Alla mollica. alla mollica e il formaggio. E il formaggio. Lo fai tu, mammina, vieni qua per il formaggio. Non troppo formaggio, non sapere troppo di formaggio, per fargli va bene così. Sì, non molto formaggio, quanto basta per fare tostare bene la mollica e il formaggio. Ok. No, gioia mia, adesso finiste di aiutarmi. Metti. No, non troppo, no. Intanto quello andava bene, metti vuol dire metti, va bene. Sì, basta così, non mettiamo molto sale perché abbiamo un composto già saporito, fatto dal pomodoro essiccato e dall'aglio. Questo cos'è, Anna? Pensavo il peperoncino, Peperoncino, va e poi bene. sostituito dal pepe nero, dal pepe bianco, dipende dai Dai gusti. palati. Va bene. L'importante è che dia un po' di piccantezza. Bene. Ti sanno di buono, mamma. Questi si chiamano gratinati in padella. Sì. Aspettiamo che si insaporiscano bene le lumache. Quanto impiegano?
Lo valuteremo dall'odore, non meno di 5 minuti comunque. Quindi tu le cucini già da congelate perché erano già uscite quando Perché le hai erano già bollite? state bollite, si sono già pronte per essere. Ovviamente l'olio d'oliva estratto dall'oliva nocellara della Valle del Belice e il pomodoro essiccato al sole forte di Sicilia conferiscono al piatto un sapore particolare che non è che in tutti i posti si può realizzare un connubio di sapori così forte e così delizioso. Bene, Sono caratteristiche, della della Sicilia zona nostra. e determinate dalla maturazione dell'oliva, dal tipo di oliva e dalla maturazione del pomodoro. Siamo pronti per aggiungere alle nostre lumache il misto di pangrattato condito che avevamo precedentemente preparato e finire la cottura. La cottura sarà determinata dalla croccantezza di questo pane fritto in quest'olio. Non abbiamo un tempo di cottura, ma quando vedremo che il pangrattato è abbastanza croccante, il nostro piatto è pronto. Una volta quando è venuta la zia Antonietta in Inghilterra, si è messa a piovere, era agosto, e sono uscite tante lumache nel giardino della casa di Diane. La zia Antonietta appena visto tutti questi lumaconi, c'è un cuore, Certo, e si cucigli tutte. è difficile cucinare. C'è una storia, li abbiamo messi in un contenitore con un piatto di sopra, e ci ha messo un po' di farina per farli Esatto, esatto. e poi ce ne siamo andati dentro. L'indomani mattina quando sono sceso, Non le avete coperte? ci ho messo un piatto. Ah. L'indomani mattina quando sono sceso c'era Diane che aveva la faccia di guerra. Che Ha detto scappato che- tutti. Ha detto che di notte lei è scesa per prendersi un bicchiere d'acqua e ha trovato la cucina tutta piena di lumache. dalle mura, Quindi avevano avuto la forza di sollevare il piatto. sollevare il piatto, sì. Tanto Era erano- nelle mura, era tutta la spavata di lumache. Ha speso più Pazzesco. di un'ora per pulire. Pazzesca sta cosa, perché mai le nostre lumache hanno Infatti fatto la una cosa Zendetta del me lo genere? ricorda sempre questa cosa. Pazzesca, mai successa sta cosa. Senti, secondo me sono già a buon pomodoro. Ma il pomodorino come ti pare? Ottimo. Mescolando ci accorgiamo che la consistenza del pangrattato ha raggiunto i livelli che volevamo, cioè la croccantezza, la doratura. E Allora quindi, sono pronti. allora sono pronti, sì. Li lasceremo in padella fino a quando li consumeremo. E si possono mangiare anche freddi? Sì, ma tiepidi, Tiepidi, non sì. freddi. Né freddi né eccessivamente caldi. E uno lo assaggi? Io? Sì. Sì. E Anna ha chiesto che lo faccia io l'assaggio. Guarda, queste sono le forchettine adatte per questo tipo di lumaca. Buonissime. Hanno un sapore di lumaca. Buona. Sì, deliziosa. Ciao ciao, for now. Ciao.